12 ottobre. Il mondo celebra l'anniversario della scoperta dell'America nel 1492. Molto si sa dei numerosi piemontesi emigrati in Argentina, ma forse non tutti sanno che alcune località dell'America sorsero proprio per mano di occitani. Tra queste la città di Pigué nella Pampa argentina, fondata da 165 occitani del Rouergue, guidati da Clemence Cabanetas nel 1884. Oggi in famiglia l'occitano ha lasciato posto al francese, ma rimane vivo in qualche espressione o canzone. L'associazione Rouergue-Pigué mantiene viva la memoria dei fondatori. Anche l'America del Nord ha stretti rapporti con gli occitani, giunti dall'Engadòc sin dal XVI secolo. Arrivarono qui innanzitutto per ragioni religiose. Furono gli ugonotti perseguitati dopo la pubblicazione dell'editto di Fontainebleau nel 1685, che si trasferirono in massa di propria volontà o furono deportati nel continente americano. I linguadociani inoltre contribuirono largamente all'espansione coloniale francese in America. Nella guerra d'indipendenza americana del 1777, uno dei primi eroi è proprio un occitano, Lafayette, che nel 2002 è stato dichiarato cittadino onorario degli Stati Uniti. Dichiara apertamente i propri fondatori la capitale dello stato del Vermont, Montpelier, e anche St. Louis, capitale del Missouri, che è stata fondata nel 1764 dall'occitano Pierre Laclede. Per sancire questo rapporto stretto e ancora vivo, nel 2014 a Manhattan è stata inaugurata la Maison de la Région Occitanie. Molti occitani giunsero nel Quebec e altri commerciarono pellami con i nativi americani. Di questi, 3 appartenenti alle tribù degli Osauges, nel 1829 arrivarono addirittura in Francia, a Montauban.